Ritorna l'appuntamento con la rubrica settimanale La voce di Nord-Est. Ogni sabato dalle 10 alle 12, condotta da Federica. Come sempre, un appuntamento per affrontare insieme molti temi attraverso la presenza di importanti ospiti. Non mancate, vi aspettiamo in diretta numerosi. Buongiorno carissimi amici, buon sabato e siamo ritornati di nuovo in diretta e siamo qui con Stefano Bognolo che è il nostro regista su DJ Channel TV, una novità importante quest'anno per la nostra rubrica appunto settimanale che è La voce di Nord-Est. Io come sempre ringrazio vivamente la mia testata giornalistica che ogni anno mi dà l'opportunità di continuare questa trasmissione e lo facciamo appunto insieme in partnership ovviamente con chi ha la possibilità e anche il piacere di collaborare con noi, che in questo caso appunto è DJ Channel TV, questa nuova web TV e abbiamo qui Stefano Bognolo, il nostro super regista che tutto tiene sotto controllo e che dietro le quinte. Buongiorno, ben ritrovati nello studio Pistacchio di Maerne, no? Il famoso studio Pistacchio. Che vi è mancato anche molto, devo dire la verità. Sono molto contenta di essere ritornata qui perché mi sono sempre sentita a casa e continuiamo appunto questa bellissima collaborazione. Io volevo chiederti Stefano, visto che parliamo di web TV, molti nostri amici che adesso sono collegati con noi, che salutiamo tutti, ciao, poi tra un po' vi presento anche l'ospite della giornata che sapete già chi è, però intanto voglio prima come posso dire, fare in modo che Stefano vi introduca un po' quella che è una web TV e che cosa e com'è possibile raggiungerla ed essere raggiunti noi per essere visti e ascoltati appunto da parte vostra. Vai Stefano. È molto semplice, basta andare sullo Smart TV, cercare dal Play Store DJ Channel TV, lo si scarica e da lì si guarda. Per il telefono stessa identica cosa, si scarica l'app dal Play Store e si guarda in diretta. L'app come si chiama? DJ Channel TV. Proprio l'app. Proprio DJ Channel TV. Okay. Poi per chi ha delle difficoltà, tramite il nostro sito web, quindi https djchanneltv.it, nella sezione TV o radio ci guardano direttamente. E per ultima cosa, per chi sta in auto da TuneIn, ecco, bravissimo. Da TuneIn mettono come preferito DJ Channel TV e da lì ci guardano e ci ascoltano. Ci ascoltano più che ci guardano, perché TuneIn è solo audio. Certo, quindi è un dispositivo usato soprattutto per chi è in auto. Naturalmente dimenticavo anche per la Fire Stick di Amazon, stessa cosa, basta scaricare l'app e ci guardano in diretta. Benissimo, ricordiamo anche che per la diretta c'è anche il numero di telefono che è 333 8786 429 333 8786 429. Quindi partiamo alla grande, presentiamo il nostro super ospite che cominciamo bene perché io ho scelto ovviamente uno che per me è un carissimo amico, una persona che mi porta anche fortuna e ci portiamo fortuna a vicenda. Sì, è vero. Ed è il mio amico carissimo Walter Basso. Buongiorno, Ciao. benvenuto, come stai? Beh, diciamo Bene. sto abbastanza bene, a parte il sesso, i soldi, l'età, la famiglia, la salute, il lavoro, il resto va bene. Ok, qualcosa si salva, diciamo. Sì, esatto. Ascolta Walter, Sì. grazie di essere qui con noi. Cosa ti sembra questa idea della web TV? Rispetto. Guarda, io non ho capito niente perché sono all'antica, mi informerò poi bene a casa. Ma ormai siamo in un mondo evoluto, quindi ovviamente è vero Stefano, È un mondo anche connesso e digitale, quindi con un qualsiasi dispositivo, visto soprattutto che ormai, perché ormai viviamo attaccati sì, allo smartphone, ma non solo, anche a casa, con la avendo smart TV, computer, smart TV, certo. Alexa e quello che ci va dietro ormai. Anche Alexa? Sì, ormai. Perché tu chiedi ad Alexa voglio vedere DJ Channel TV? Te la fa vedere, sì, se Wow. l'hai scaricata ti fa vedere. Ho capito. Ma io Caspita, sono hai capito? vecchio. Sì, ho capito. No, tu non sei vecchio. No, sono vintage. Sei diciamo. vintage, esatto. Tra l'altro lo fanno Vinilica, che è una trasmissione che va, anzi io vorrei anche parlare un attimo. Scherzo. No, Vinilica perché loro sono degli appassionati del vintage, cioè nel senso della musica vintage, nel senso soprattutto che del ricercata del vinile, no? Sì, tutto quello che è vinile, sì, assolutamente. Beh, anch'io sono appassionato, ma non solo del vinile, ma io sono affezionato solo alla musica degli anni 60 verso la fine fino agli 80. Beh, ma loro Poi, fanno anche quel genere lì, Sì, lo trattano certo. molto. Ognuno di noi siamo in 8-9 ormai, perché non mi ricordo neanche più quanto il gruppo si sta allargando e ognuno
ognuno di noi propone la propria musica, no? Il proprio essere. Certo. E abbiamo anche un ospite qui in C'è anche il presenza. nostro Luca Romeo. Luca Romeo, ciao. Grazie per essere qui, per farci compagnia. E noi cominciamo allora, va bene? Cosa dici? Ok, l'unica cosa, io sono appassionato solo di progressive, solo musica progressive. Ok. Mi appassiona. Vabbè, casomai troveremo un brano progressive, se c'è. Sì, non lo so. qualcosina non lo so. troveremo. sicuro. Senti, allora io faccio un ultimo saluto alla mia testata giornalistica che è appunto È Nord-Est. Ringrazio il direttore Edoardo Pittalis e tutti i miei colleghi e appunto collaboratori che ogni giorno, sì, noi usciamo settimanalmente appunto su www.enordest.it, e se avete piacere di scriverci la mail è info@enordest.it, potete appunto mandare le vostre proposte. Noi usciamo, ripeto, ogni domenica, siamo un settimanale ovviamente, però anche in altri momenti della settimana, dipende un po' da quelle che sono le trattazioni che facciamo, e siamo molto contenti perché comunque stiamo andando molto bene, stiamo crescendo anche noi, e quindi è una bellissima soddisfazione e in più abbiamo sicuramente il piacere e vedrete prossimamente tantissime novità, nuove rubriche e quant'altro. Ecco, fatto questo preambolo e salutando ancora tutti i colleghi appunto di Nord-Est, caro Walter, Dimmi. partiamo. Innanzitutto è ritornata Striscia la Notizia. Sì, è ritornata, sono in 5 puntate, ci Sì. sarà la prossima che sarà giovedì prossimo. Giovedì prossimo. Com'è stato il ritorno dopo questa pausa di... Diciamo che da parte Stai più vicino al microfono? che da parte mia, diciamo, noi siamo ancora tutti attivi, Sì. chiaramente, solo che essendo adesso in questo momento 5 puntate, per esempio io non sono presente perché sono al servizio di Moreno e mi chiama quando ha bisogno, quindi per 5 puntate vanno in onda di ogni inviato 2-3, al massimo 2-3 cose, quindi non lo so, poi si vedrà esattamente come ripartire, ecco, verrà deciso successivamente. Ok, ho visto che il Gabibbo è stato picchiato anche. Diciamo succede un po' a tutti gli Sì, inviati. però il Gabibbo, diciamo la verità, poveretto, non era mai stato mai preso a pugni così. No. L'hanno picchiato dov'era? In metropolitana, mi sembra, per il discorso di chi I non tornelli. paga dei tornelli, che non pagano i biglietti diciamo- della metropolitana a Milano, penso. Sì, a Milano. Forse è stato picchiato, sì, anche perché non c'era la voce del Gabibbo, quindi hanno inteso era la voce di Albano, sì. Quindi probabilmente hanno interpretato che non fosse il Gabibbo vero. Ok, secondo me. può essere che Comunque, fosse un... è giusto che anche lui si prenda le sue reazioni. Io ho preso una volta solo, ma Sì, davvero? sì, qua a Venezia. Dai, raccontami un attimo questa cosa, A questo Venezia, aneddoto. allora a Venezia, senza far nomi naturalmente, c'era un signore, diciamo, sulla CTV, quello dei trasporti via Sì, mare, certo. che si sbagliava sempre a dare il resto. Lui si andava il cinese, per esempio, e gli dava 100 euro per pagare un biglietto da 6,5, gli dava del resto per 50. Ah, ok. Qui il resto se lo intascava. Il resto in tasca. Se si ne accorgeva il cliente, era prontissimo a restituire, non c'erano problemi. Nel caso è stato seguito poi diverse. Hai visto le immagini che me... Ero in ospedale, qua ero all'ospedale, avevo appena fatto l'infarto. Ah, ma è vera allora questa cosa? sì, No, sì. pensavo fosse uno sketch questo. No, questo sei Beh, tu. È venuto Moreno a portarmi il tapiro. Eccolo qua. Ah, il tapiro. Anche a te è arrivato un tapiro E ha allora. tentato e ha fatto le gag che mi stava staccando la spina per farmi morire. È una eutanasia come quella di Checco Zalone, no? Esatto, ok. Esatto. E allora? E allora questo signore è stato controllato bene con telecamere nascoste per 2 o 3 giorni e si è visto che lo faceva. Lo faceva con tantissimi, quindi faceva i soldi in questo modo. Quindi con Moreno ci siamo organizzati e è andato in banca, mi ha dato uno in banca, si è fatto dare 6,5 euro tutti da un centesimo, li ha messi su una scatolina e io mi sono messo in fila. C'era quelli con le telecamere, ma a Venezia è pieno di gente che filma con le telecamere, Certo. c'è un problema. E mi sono messo in fila, quando ho toccato a me, tanto poi ho detto: ti senti Fio? Ti so che ogni tanto te ne sbagli a dare il resto ai clienti, guarda, e ti ho dato questi raccontai, e li ho buttati dentro tutta la montagna. De monetine. E lui si è incazzato, è venuto fuori
e mi ha dato più che altro un pugno sullo stomaco, uno spintone signore, forte. Ma quanti anni fa questo? Non lo so, 15 anni fa. E mi ha buttato per terra. M'ha buttato, per fortuna non sono andato in acqua. Ecco. Caspita. E poi è arrivato Moreno, ha fatto un disastro, gli ha detto di tutto. Immagino. Poi sono uscito su tutti i giornali, ma l'hanno fatto vedere anche in Inghilterra. L'hanno fatto vedere sui Rai dappertutto, perché era il periodo che Striscia era stravisto, ecco, e quindi è stata una pubblicità anche per me. Quindi prendere le botte era positivo, è sempre stato positivo anche per il Gabibbo. Quindi senti, tu sei molto noto al grande pubblico, c'è niente da fare attraverso appunto Striscia, sì, effettivamente. Ma come sei lontano dalle telecamere? Io lo so. No, ma io sono come sei in televisione? Perché non è che cambiato. No, sei più serio? Più tranquillo? Sono umorista per natura, quindi esatto. diciamo che a casa sono anche sempre un po' scherzoso, cose del genere, però diciamo che ho anche una buona maschera, sul senso che posso... Eccolo qua, guarda, ancora lo vediamo. Qua che cosa era? Un'altra puntata? Questa era un'altra puntata, qui avevo qui eri un dottore qui? Ero un dottore con l'apperetto del Clisteri. Ok. Non mi ricordo neanche eravamo in zona comunque. Sì, perché vedo un po' le case che assomigliano un po' al nostro territorio. Senta, signor Bognolo, mi dica lei quando è il momento di pause o musica o altro, perché io vado avanti. Sì, ci ascoltiamo un brano. Dai, andiamo con un brano, così facciamo un po' riposare, bere un po'. Vero, sì, il nostro amico, e ci ritroviamo subito dopo. Bellissimo questo pezzo dei Jamiroquai, giusto Stefano? Siamo negli anni 90 con il brano Insanity, se non sbaglio. Virtual Insanity. Ok, l'album era Space Boy, se non sbaglio. Esatto, dei Jamiroquai. Bellissimo, grazie di questo regalo che mi hai fatto, perché è uno dei miei gruppi cantanti preferiti in maniera assoluta proprio. Grazie. Bellissima la musica su DJ Channel TV, perché poi è accompagnata anche dai video, no? E quindi dà quindi una completezza, diciamo così, no? A quella che oltre alla musica sentita ma anche vista, perché i video, come anche parlavamo prima di vinilica, no? Che ci sono praticamente le copertine, sono forme d'arte. Certo, sono bravissimo, sono forme d'arte. Infatti tu dicevi questo video mi fa un certo effetto, eccetera. Effettivamente, però vedi uno che sa anche ballare, sa muoversi sulla scena, un suo mood, un suo stile. Certo, la musica degli anni 90 sono io sono del 74, per cui negli anni 90 all'epoca ero diciottenne, e quindi ovviamente logico. Godevo di queste, forse nel 2000 questo mi sa quasi, fine anni 90, siamo molto gli anni 90, metà anni 90. Dopo vediamo la data. Senti un attimo, tornando allora al discorso di Striscia, ma parlando un po' di televisione, visto quando sei lontano dalle telecamere, dicevi tanto io com'è il nostro Walter Basso lontano dalle telecamere, visto che ci vivi da una vita dentro, 25 anni di Striscia. No, 21. Ah, ok, dimmi. 21. Vabbè, diciamo a casa lo spirito umoristico rimane quasi sempre. Ah sì? Sì, però a parte che io in quei momenti non mi rendo neanche conto, forse per l'età, perché io nel 70, quando sei nata tu? 74 avevo già 70 anni. Vi ricordo che il 23 febbraio faccio gli anni. Brava, complimenti. Quindi ricordatevi di farmi gli auguri, mi raccomando. No, io sono una persona normalissima, solo che vado anche soggetto abbastanza depressione, e quindi ma è tipico dei comici anche un po' questo, vero? C'è un po' questa alternanza, questa bipolarità quasi. No, c'è. Infatti però indosso una maschera quando sono fuori, non se ne accorge nessuno, me ne accorgo solo io. Diciamo. Ovviamente uno sa gestire se stesso. Ascoltami, ma la televisione quanto ha cambiato la tua vita? Cioè quanto ti ha reso, e soprattutto che rapporto hai con la notorietà? Dicevi
Diciamo che la televisione mi ha cambiato tantissimo, a parte che prima di arrivare a Striscia ho bazzicato tutte le televisioni locali. Ah, sì? E anche Rai 3, una volta 2, e quindi ero già abituato perché le ho passate tutte le televisioni locali qua molti anni fa. Sì, ma cosa? Facendo delle trasmissioni? Trasmissioni. Okay. Beh, ho fatto o ospitate di quelli. Ospitate, no, trasmissioni mie ho fatto solo in una radio molti mi ricordo che mi dicevi ho fatto. Però diciamo che per il resto, quando sono arrivato a Striscia, è stata realizzazione di una cosa impensata. Era un sogno per te, vero quello? No, non avresti mai pensato di arrivare lì? Mia figlia, quando aveva Federica, ciao Fede. Quando aveva 12, 13 anni, 14, mi ricordo, ha detto: sai papà che ho sognato che lavoravi a Striscia? Ma dai. Cazzo, è stato veramente premonitrice, è stata. Però io non l'avevo mai pensato, è stato, diciamo, tutto merito di Moreno, che ho conosciuto lo stesso giorno che lui ha iniziato a lavorare per Striscia. Ah, quindi era proprio il destino che vi incontraste e più che destino è stata sempre responsabile mia moglie. Ah, sì? Mia moglie è stata responsabile dell'incontro con Dino Durante. Sì. Responsabile che poi ne parleremo. Con le Bronze Querte. Poi è stata responsabile con Beppe Maria Show. Poi è stata responsabile anche per. Ma perché? Cos'è la tua public relation? Mi diceva: perché non mandi il giornale? Perché avevo quel giornale con Dino Durante che si chiamava La Sganasala. Perché non la mandi alle Bronze Querte, che facevano un programma televisivo che si chiamava Fregue, e sono per un periodo andavo da loro e anche diventato l'autore di alcune battute che usavano loro in televisione. Quindi come autore? Come autore, poi anche di uno spettacolo teatrale di cabaret per loro. Poi Baby Maria Show, un altro gruppo che è stato famoso, mi ha fatto conoscere mia moglie, perché mi ha detto: oggi sono presenti in casa a riposo per gli anziani, e io che amavo molto soprattutto Beppe e Maria sono andato a vederli, da là è nato il rapporto. Con Dino Durante è stata lei che mi ha detto: lo leggi fin da bambino, andiamo a Castelfranco, molto prima che lo conosci, e da là è nato il rapporto del lavoro e amicizia con Dino. E con Moreno è stato lo stesso, poi è venuto a casa, mi ha fatto una segnalazione, ha detto, non diciamo quale, diglielo al Gabibo. Io ho mandato via la segnalazione, non volevo neanche mandarla nonostante guardassi sempre Strisce, e il giorno dopo mi chiama uno che non ho mai sentito, io sono Moreno Morello, e pensavo fosse un impiegato che andava in giro per i servizi, e ci siamo incontrati in un bar, lui con suo papà, che io non sapevo che era suo papà, e lui aveva girato la mattina il primo servizio per Strisce, il primo, a Schio, mi ricordo. Beh, che bello. Io le ho dato un mio libro, che aveva una macchina vicina, poi ci siamo conosciuti e io li ho trovato, sono stato il primo segnalatore di Moreno, ho trovato un paio di servizi e lui mi ha detto: io ti porto a Striscia, mi hanno portato a Striscia, io pensavo un servizio 2, 3 prima da fare. E poi sei sempre stato con lui? Sono diventato alla sua spalla per i servizi più divertenti. Che tra l'altro voglio ringraziare la regia sempre di Stefano Bognolo, che è qui con me, e ringrazio perché sta mettendo appunto le immagini che Walter ha fornito, e eccole qua, vediamo. Eccoti qua. Qua siamo nello studio di Moreno, mentre stiamo leggendo tutti e due il libro di Ricci. Sì, è vero, Antonio Ricci, eccolo lì. Lui davanti in primo piano, io dietro sulle scale. Lui com'è? Moreno? Com'è? Sono eccezionale. Sì, è buono, tranquillo. Semplice, sì. Parla il Veneto tranquillamente con tutti, chi lo ferma. Senti, ma disponibile. Ascolta, con tutti. Ma riusciamo a portarlo qua? No. No. Tutto può succedere, ma diciamo che non lo so adesso. È stufo, è stanco. Dorme anche 2 o 3 ore per notte. Lo so, mi ricordo che è iper. Vabbè, prima o dopo si può dire? Non si può chiedere. Anzi, sai cosa facciamo? Chiederò a tua moglie. Chiederei. Visto che ti ha fatto incontrare tutte queste persone, senti, puoi mica mandare un invito a Moreno Morello di venire a DJ Channel TV? Allora, Moreno, lo devi fare così. Lo dici a mia moglie. Mia moglie lo dice a sua moglie. Sì, ok. Eccoti qua. In canottiera, dove vai in canottiera? Davanti a casa mia è passato a salutarti. Ha detto: guarda qua, quello che invece di lavorare. Però guarda che muscoloni che avevi qua. Muscoloni. No, è vero, sì, guarda. Ma se vedi adesso prendi paura. Lasciamo perdere. Cioè sei
Perso tutto. Pensavo avessi aumentato. Vabbè, ascoltami, mettiamo un altro brano, qualcosa, cosa dici? Fra 7 minuti. Fra 7 minuti, ok, 7 minuti. quindi continuiamo. Io ricordiamo che oggi è il 14 di febbraio, quindi è San Valentino. Hai visto che tu mi hai lanciato un po' questo là attraverso tua moglie. Sì. Io so che tu hai anche un libro che prima mi hai mostrato. Sì, questo che eccolo qua, facciamolo vedere. Si chiama Dopo i confetti se vedi i difetti. Questo è di stampa, tra l'altro. Ma di cosa tratta questo? Tratta tutto sul matrimonio. Sul matrimonio. Tu infatti, sì, quanti anni hai? Quanti anni hai di matrimonio? Tu? 48. 48, quindi sei ancora. Sono ancora vivo. Sei ancora vivo. Stranamente, perché no? Vedi, dicono che i single vivono di più. Sì? Mentre lo sposato vive di più del single. Perché stai in compagnia. Ma non è vero. Non è vero. È che per lo sposato il tempo è molto più lungo. Molto più lungo. Quindi sembra che viva di più. È una questione, diciamo così, mentale, non è una questione vera e propria. Sono stato scomunicato con questo libro. Da chi? Dal Papa. Ma dai, ma perché? Sì, perché ho danneggiato i matrimoni, ho fatto fallire molti matrimoni. Ma non ci credo, dai. No, ma comunque ci sono delle battute stupende. Dai, senti, leggine una dai nostri amici. Mi tolgo gli occhiali. Ok. Il matrimonio è quella roba che vedi insieme due persone, di cui una ha sempre ragione, l'altra è il marito. È vero, guarda, stavo qua per dirti qual è quella che ha sempre ragione. Esatto. E il fatto che per sposarsi che voi a due testimoni oculari e affidabili conferma che se Dio commettere un reato. Mamma mia, è vero, se ci vogliono i testimoni. Adesso ho capito perché ci sono sempre i testimoni. Esatto. Dopo un'altra così veloce. Bello. Ricordati che quando il prete o il sindaco ti domanderà vuoi tu sposare, questa sarà l'ultima volta che ti sentirei qualcuno domandare la tua opinione. A cui sei costretto a rispondere di sì, perché anche lì sempre quasi con la pistola puntata, no? Non si può essere, non si è mai felicemente sposati. No? O te si felice o te si sposato. Ah, ok. Insieme non possono stare. No. Tutte le donne aspetta il principe azzurro. E intanto finché l'aspetta si sposa. Ho capito. Ascoltami, allora, quindi facciamo a tutti gli auguri di buon San Valentino. Pian. San Valentino è la festa degli innamorati, mica degli sposati. È vero. Vabbè, ma parlando di matrimonio, tu dici matrimonio, sembra quasi che sia un po' la tomba dell'amore dicono. Vabbè, però chissà i sultani che hai armi, forse comuni per specie. Ma ascoltami, dai, comunque dai, quindi facciamo gli auguri a tutte queste persone innamorate, queste magari coppie che stanno anche bene, sono felicemente insieme, e quindi auguriamolo. Si scherza, insomma, la festa dell'amore, ecco. Domani invece è San Faustino, giusto, invece, che è la festa dei single, praticamente, giorno giusto, se non sbaglio. Com'è? Li hanno messi così vicino? Certo, perché è bravissimo, bravo Stefano, perché che strano, prima tutti innamorati, il giorno dopo tutti single, tutti. Non mi voglio esprimere. Ecco, vedi? No, mi sembra che sia quello. Magari che hanno scoperto che per il giorno di San Valentino gli uomini mediamente in Italia spendono 1,5 milioni di euro. Sì. Mentre il giorno dopo ne spendono 2. Perché? Perché non l'hanno fatto il giorno prima, devono fare il giorno dopo, è più costoso, perché figure ci fanno. Certo. Va bene, dai. Ascolta, adesso, visto che abbiamo iniziato anche queste letture un po' in Veneto, esatto. Io vorrei invece parlare con te, perché abbiamo conosciuto, appunto, a parte che Walter è un nostro caro amico, è venuto più volte a trovarci, però sappiamo appunto di questa, sappiamo appunto di questa sua passione per appunto l'incontro con Durante, che ti ha formato, è stato il tuo mentore sotto questo punto di vista, e tu hai molto a cuore quello che è il dialetto. La lingua, scusami. Non ho ancora finito. Il dialetto, sì, la lingua veneta, la lingua veneta. Specifichiamo, non è dialetto, ma è proprio lingua per te, giusto? No, allora c'è una spieghiamolo ai nostri amici. Allora,
una lingua, per essere tale, considerata lingua, deve avere una grammatica prima. Bravissimo. E qua ce ne sono di più di una, minimo 3. Poi deve avere una sua letteratura, e noi in Veneto come autori locali siamo tra i più numerosi d'Italia, di tutte le regioni italiane. E poi deve avere, scusa perché mi dimenticavo la terza cosa, perché si muove un po' la Teresina, come si dice in Veneto, la terza cosa non me la ricordo più. Deve avere anche, a parte la letteratura, deve anche avere molti autori particolari che sono passati alla storia. Certo. Quindi, però poi c'è una cosa da dire, la lingua veneta non è uguale, quello è uscito in nazionale. Questo è nazionale. È in nazionale, fatto solo da me, da solo, e questo ho venduto sulle 15.000 copie. 3 edizioni hanno fatto. Allora, poi grazie Stefano. Ho perso il filo del discorso. No, dicevi delle 3 particolarità. No, quelle le ho dette. Poi però c'è una cosa da dire, la lingua veneta non è uguale in tutte le province. Bravo, è completamente diversa. Cioè ci sono quelli che si somigliano, il veronese, un po' il padovano, il polesano, poi c'è il bellunese, il feltrino, e quindi quelle là che si parlano, che sono diverse, sono i dialetti della lingua veneta. Ah, ok, ecco dove sta la sfumatura. Esatto, bravissimo, ecco. Beh, quindi abbiamo chiarito il discorso tra la differenza tra lingua veneta e dialetto. Esatto. La lingua veneta esattamente dovrebbe essere il veneziano, che era la lingua, veneziano. Però, e poi ci sono tutti i gerghi, ogni paese storpia le parole perché è arrivato oralmente in testa. Ovviamente sì. E come fai il gioco, ti dici una parola su un orecchio, poi passa l'altro e alla fine arriva storpiata. È quella la stessa cosa. Bene, poi proseguiamo dopo la musica. Andiamo con un bel brano musicale, vediamo cosa metterà Stefano. Ooh,
Eccoci, siamo di nuovo ricollegati qui a DJ Channel TV e con il nostro super ospite Walter Basso, Stefano Bognolo alla regia. Sì, per me sei un super ospite. Sì. Stefano Bognolo alla regia, grazie per questo bellissimo brano che hai messo dei Genesis, vero? Con il Invisible Touch. Yes, con Phil Collins, che dicevamo che non è che stia proprio tanto bene, no, poverino. È stato un grande comunque. Sì, sicuramente un grande della musica internazionale. Allora, noi invece abbiamo specificato la differenza molto bene attraverso quelle che sono state le parole appunto di Walter, differenza tra la lingua veneta e i dialetti, che io ero partita col dialetto, tu hai detto no, ma è giusto, no, è comune dire dialetto, ma in realtà esiste una lingua perché ha delle caratteristiche ben precise, quindi effettivamente è giusto diciamo così l'osservazione che hai fatto. Allora, da poco io lo metto proprio così molto in evidenza. Ecco, guardate, il nostro regista ce l'ha preso, perfetto, guarda che lavoro fa DJ Channel TV, veramente incredibile, immagini, suoni, musica, tutto. Vero? È vero. Vero? Di la verità. No, sinceramente. Meglio di certi programmi su Mediaset. Beh, sicuramente. Ci sono certi che sono veramente scadenti, anche nelle TV importanti, Sì, nella Rai, dappertutto. Volevo dirlo, ma tu, guarda, io da giornalista devo stare molto attenta a quello che dico, perché io sei giornalista tu. Sono stato. Ti sei tolto? Mi sono tolto quando sono andato in pensione. Ok. Perché non mi servisse a tanto, mi serviva solo per giustificare certi riviste che assolutamente uscivano. Come perché tu sei anche editore, vero? Hai la tua casa editrice Scantabauchi, che hai pubblicato con questa sempre. Anche Ghostwriter. Anche Ghostwriter sei? Ho fatto diversi per libri. Chi? Non si può dire. No, si può dire, l'ho fatto per una parrucchiera che voleva. Ho fatto per un grande mobilificio, ho fatto la storia del fondatore, ho fatto una storia sexy intervistando una escort. Ma dai, davvero? Giuro. Però era tutto sommato abbastanza pulito, c'erano un po' di pagine un po' più spinte, ma si intitolava Serena, mi sembra, ma non è il nome originale. Ne ho fatto diversi comunque scritti. Però non ti è mancato niente praticamente? No, solo le commedie mi sono mancate, che mi erano richieste, non mi piaceva farle. Ma noi, scusami, adesso ho visto anche poi abbiamo qualcuno al telefono. Un ospite, sì. Abbiamo anche qualcuno al telefono. Però prima mostriamo, l'abbiamo già fatto vedere in sovraimpressione prima appunto con la regia. Questo è il tuo ultimo lavoro, che lavoro è serio diciamo. Di quanti? 2 anni di lavoro che mi avevi anticipato. Quasi 2 anni di lavoro, tutto da solo. È uscito cosa? A dicembre questo? È uscito a novembre ed è già quasi in esaurimento. In esaurimento nervoso oppure? No, io sono andato in esaurimento tu? Sono andato in tilt molte volte perché ogni termine all'analisi grammaticale, ogni termine veneto, l'analisi grammaticale, all'etimologia da dove deriva il termine, ai proverbi di una volta, modi di dire una volta, note curiose e cognomi che derivano da antichi lavori come Favaro oppure Marangon, ma nessuno sa esattamente perché deriva da Marangon. Non era il falegname? Lo chiamavano il falegname, poi in si chiama ancora, adesso non lo chiamano mai più, però in realtà era un palombaro. Dai, era un palombaro che faceva il falegname sotto acqua per le chiglie delle barche. Ho capito. E da là è nato il termine non posso credere, ma quante ne sai. E poi tra l'altro all'interno, che è molto bello, guardate, io ve lo faccio vedere, ci sono gli oggetti di una volta con i loro poi li sonderemo un attimo. Prima vediamo chi ci vuole. Eccoli qua, guarda. Ma hai messo proprio tutto, wow. Ho mandato tante foto. Hai fatto bene, giustamente. Allora, chi è che ci sta chiamando? Chi abbiamo? Buongiorno. Chi è? Buongiorno a tutti. Si sente un po' male. Sì, è il telefono che sente male. Hai un po' di problemi con la connessione, forse. Sentiamo. No. Chi parla? Torno sono Mattia e vi chiamo dal cuore dei Colli Euganei. Mattia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Salutiamo i bellissimi Colli Euganei, che è un posto meraviglioso. Grazie anche a nome loro. Del nostro meraviglioso Veneto. Mattia, vuoi parlare con Walter? Vuoi salutarlo? Guarda, vi
entrambi, mi fa molto piacere vedervi entrambi qui in diretta. E volevo dirvi, ciao Mattia, volevo dirvi che siete partiti alla grande anche stamattina, perché avete cominciato parlando di musica vintage, poi di lingua veneta, di antichi mestieri, di vinile, perciò per me è tutto oro che cola. Benissimo, quindi abbiamo azzeccato diciamo delle cose, delle tematiche che hanno fatto breccia, diciamo, in qualche maniera, ok? Alla grande. Posso dire una cosa di Mattia? Allora, certo, vai. Mattia è anche, non so se è già giornalista oppure sta curando un libricino per i Colli. Ha pubblicato con un libro molto simpatico con la mia casa editrice, anche ristampato, che si chiama Petali di Bianco. Che bel nome. No, esatto, perché si chiama Bianco di cognome. Sì, Mattia Bianco. Esatto. Ecco da dove deriva. E poi al papà che da giovane, adesso fa ancora serate insieme con lui, la chitarra e voce, lui le tastiere, non mi ricordo. Però il papà è stato anche un cantante, ha pubblicato anche un 45 giri se non sbaglio. È stato ospite di Mike Buongiorno. Ma dai, è un papà noto allora. Sì. E quindi una famiglia di artisti. Tutta una famiglia di artisti. Lui scrittore invece, diciamo. Poi collabori anche con un'associazione importante dei Colli, giusto? Vuoi parlarne magari brevemente, perché i tempi non sono tantissimi, quindi dobbiamo... Certo, anzi vi ringrazio moltissimo per le belle parole, ringrazio Walter per avermi presentato così bene e lo ringrazio. E io lavoro per un'associazione che si chiama, posso dire il nome, vero Federica? Sì, certo. Un'associazione che si chiama Wigwam, che conta anche su una testata giornalistica online e si occupa di temi che oggi sono molto attuali, quindi storia del territorio, sviluppo sostenibile, turismo sostenibile, convivenza tra l'uomo e l'ambiente. Belli, molto interessanti. Questi sono i temi portanti. Bello. Bene. Tu come sei collegato? Con smartphone, TV, radio? Dove sei? Col computer, via computer. Vi vedo molto bene. Ci vedi bene, la connessione è ottima. Qui a DJ Channel funziona tutto perfettamente bene, quindi siamo in onda perfettamente. Confermo. Quindi facciamo un applauso al nostro regista, Stefano Bognolo, che cura questa regia veramente impeccabile, e poi ovviamente anche al nostro ospite. Mi vedo qua là. Vi applaudo anch'io allora, posso? A sto punto che anche... mi unisco all'applauso. Evviva, un altro applauso a tutti quanti ad applaudirsi. Allora, ciao Mattia. Ciao. Stai bene? Grazie di tutto, buon proseguimento. Grazie, è stato un piacere averti sentito, a presto. Ciao. L'abbiamo chiuso. Ok, allora torniamo. Poi tu mi dirai quando è il momento giusto per lo stacco musicale. Torniamo a questo. Sì. Dai. Questo è stato un lavoro. Io sono molto curiosa perché. Ti levo una parola. Vai tu una che sai. Una parola solo. Ma una, anche due, dai. Per esempio, un termine che non si usa più è fava grassa. Fava grassa. Che è un sostantivo femminile, botanica, erba. Pianta erbacea, molto probabilmente erba di San Giovanni, una pianta ufficiale perenne, semi sempre verde, che ha le foglie polpose, quindi da fava e grassa per via delle foglie. Le foglie pestate poste in aceto venivano usate per medicare i calli del piede. Per esempio, feda, sostantivo femminile, zoologia, pecora, dal latino feta, fete, bestia che ha partorito. Feta? Feta. Ma non è scusa, ti faccio una domanda, sai il formaggio feta? Quello, può essere di pecora. Perché è un formaggio tipicamente, perché poi è greco tra l'altro, quindi magari forse può essere che ci sia una importazione di questo tipo. Ma deriva dal latino comunque. Dal latino feta, bestia che ha partorito. Festa, bestia. Su femmina non c'è niente da dire. No, sentiamo femmina, dai, vai, ci manca. Femmina, femminile. Donna, femmina, moglie, dal latino femmina, femmina, donna, dalla radice fe, nutrire, in origine, quindi significava nutrice. La femmina di Piero, la moglie di Pietro, cavei e guai, alla femmine non manca mai. Femmine e murari desfa le case, i sei proverbi che non si sente più, però i segreti delle femmine non li sa nessuno, altro che me, ti e tutto il comune. Vabbè,
bene, come tanti altri. Per esempio Ferale. Che sei anche femminetta dopo. Donnetta, uomo. Anche uomo effeminato. Vabbè. Anche uomo effeminato. Effeminata, donna malfatta, donnata. Cioè ci sono anche i dispregiativi e i vezzeggiativi. Hai trovato tutte le, diciamo. Oltre 1000 sono le parole trattate. 1000 parole. Molto di più, ma ne ho scritto più di più. Per esempio, sai come si chiamava il 1000 piedi una volta? Solo veloce. Fortune. Ma davvero? Da fortuna, perché si riteneva che questo insetto portasse Mamma mia, fortuna. davvero, io ogni tanto ne trovo qualcuno a casa, mi fanno il terrore. Oppure anche Galia. Ma quelli vanno lasciati in pace perché servono per le zanzare e quant'altro, perché te le mangiano. Sono davvero? quelli con i piedini lunghi che sì, ogni tanto ne ho visto. La chiamavano anche Galia. Da galera. Per le molte gambe che somigliano ai remi di un'imbarcazione chiamata galera, dove era gli schiavi. Quindi è un lavoro che non è un libro solo da consultare come un dizionario, un libro da leggere, leggere perché trovi tante curiosità. E dove lo possono trovare i nostri amici questo? Nelle librerie e tutte le piattaforme online. Ok. O da me possono chiamare, diamo magari l'email, la mia che è info@walterbasso.it. Perfetto, vuoi ripeterla? info@walterbasso.it. Perfetto, segnatevi e si avete bisogno Walter vi fornisce. Ecco, sono arrivati i nostri amici che si è aggiunto anche un altro amico di appunto questa bellissima diciamo compagnia, no? Di DJ Channel TV, che è che dopo, scusa, se sei qua posso mica annunciarti. Giuseppe Favaron, noto avvocato del Milanese, che hai capito, ti ha portato anche un avvocato, perché potresti aver bisogno di un avvocato, magari sai, con la satira non si sa mai. Ma posso denunciare? Là ti hanno anche scomunicato, per cui abbiamo l'avvocato apposta, perché è venuto apposta per te oggi. Lo sai perché gli squali non attaccano mai gli avvocati? No, perché? È una cortesia tra colleghi. Benissimo, ci ascoltiamo un altro brano nel frattempo. Pollice su da parte dell'avvocato Favaron. No, scherzo. No, non è uno scherzo, è una mezza verità, vai. E poi andiamo col battutario veneto. Esatto. E adesso That's the
Eccoci, siamo di nuovo ricollegati a DJ Channel TV. Abbiamo appena sentito e visto un bellissimo video di Janet Jackson. Regista chi è? Che titolo è? Che brano è? No, That's the Way Love Goes. Ok, bellissimo. C'era anche una Jennifer Lopez mescolata in mezzo in questo gruppo di bellissime donne. Certo che sì. E intanto Walter si è gustato l'occhio. Esatto, sì. Esatto. Allora, noi abbiamo qui il nostro dizionario etimologico che dicevamo durante appunto questo spazio musicale, commentavamo che effettivamente è veramente un approfondimento importante, non soltanto ci sono soltanto termini e spiegazione del termine, ma ci sono proprio delle evoluzioni di scrittura con importanti note eccetera, quindi è veramente proprio più che un dizionario, è proprio un libro da leggere. È un libro da leggere, è un libro, anche perché essendo scritto da uno che principalmente fa umorismo è logico che ricavo anche le notizie un po' più curiose, particolari, sempre rispettando quello che è la verità. E per esempio quando si dice di una persona che ha trovato baia d'oro, esatto, non si usa quasi più ormai. Non è vero, sai, però qualcosa curioso da sapere è perché a Venezia, quando facevano le elezioni del Doge e tutte le persone importanti, mettevano in un'urna delle palle probabilmente gialle, molto quasi sicuramente. In mezzo ce n'era una d'oro. Chi beccava la palla d'oro era quello che aveva il più potere di tutti, diciamo, quindi era fortunato, e da là è nato trovare baia d'oro, vuol dire aver trovato la fortuna. Sì, di star bene, di avere una posizione anche importante. E infatti io queste sono note storiche oppure aneddoti che io ho riportato proprio per rendere agevole la lettura e anche per dare informazioni, non solo la parola, ma proverbi vecchi, modi di dire vecchi, note storiche, note curiose, aneddoti. Secondo me ho fatto un lavoro che dal mio punto di vista quello perché tu nei dizionari ne avevi già scritti altri, perché hai deciso di rifarne un altro? Perché ti mancava l'idea, dovevi aggiungere qualcosa oppure era una cosa che io ho sempre cercato di fare robe originali, non che fanno tutti, quindi ho fatto uno per la Vallardi in campo nazionale che ha avuto, adesso mi ricordo bene, 7 edizioni, una vendita di circa 15.000 copie, che mi hanno detto, quando me l'ho terminato, che l'hanno visto finito, mi hanno detto questo è ancora più simpatico del napoletano, venderemo di sicuro. Infatti hanno venduto bene. Perché? Perché è proprio fatto da un umorista, quindi che ricerca le cose un po' più particolari. Ebbene, è proprio questo. Io vorrei un attimo, se il nostro regista ce lo permette, visto che da così non si vedono molto bene, però ecco, all'interno proprio a metà quasi del dizionario trovate anche le immagini poi, no, di alcuni oggetti. Tra l'italiano e il veneto, perché c'è anche la parte in italiano che ti rimanda al Veneto, parola per parola, in modo che e in mezzo ho messo 10 pagine. Hai messo 10 pagine di praticamente di strumenti, di lavoro di una volta, di lavoro, di oggettistica, di qualsiasi cosa che nelle famiglie o nella vita quotidiana si utilizzavano, ma che vengono utilizzate ancora adesso. Raramente qualcosa, no, non c'è quasi più niente. Dici, ma io di alcune di questi io le ricordo magari di proprietà di miei nonni, magari. Questo sì, me li ricordo bene. Però la bicicletta del Gainaro, ma magari non ci sono le galline, però magari non esiste più. Andiamo a farla neanche al Gainaro non esiste più. A parte che si dice Gainaro, che è uno che ruba. Sei un Gainaro. Non è un Gainaro. Va bene, dai. Allora, volevo chiederti però una cosa, visto che parliamo di lingua veneta e poi hai spiegato, ripeto, la differenza con lingua e dialetto, ste nuove generazioni, come la vedono? Come le vedi? Cioè, rispetto... Hai paura che perdano un po' questo patrimonio così importante della lingua veneta? Non credo, perché in parte sicuramente un po'. La lingua veneta, secondo me, molti dicono che è morente da tanto tempo. In realtà, per conto mio, quello che so io, si evolve continuamente, come si evolve l'italiano con l'inserimento dei neologismi, cioè parole che vengono dal francese, soprattutto dall'inglese. La stessa cosa è per il veneto. Nessuno avrebbe pensato 100 anni fa che si potesse dire gol telefonin. È vero. Stato storpiato dal telefonino. Nessuno
nessuno può pensare, una volta dicevano guarda, e c'era messo il batticuarte che sarebbe smoking, adesso dice smoking, no, vero. smoking, il batticuarte, sì. Batticuarte, perché aveva dietro le code, o no? batticciappe, certo. Nessuno pensava che adesso si potesse dire papillon, per dire che una volta che la farfallina, una volta che chiamava radicetto, radicetto addirittura, o strangolin, le donne si metteva magari non certo, poi mette qualcosa, quindi è un'evoluzione. Dopo c'è molti che scrivono ancora in Veneto, anche sui social, ne sarà tantissimi. Poi a Treviso, che è la città veneta, la provincia veneta che parla più in Veneto, qualche anno fa parlava al 70-75%, compresi i medici, logico, quando che anche avvocati, penso. Ecco qua abbiamo l'avvocato l'abbiamo portato perché sia di supporto ovviamente a qualche querela. Sto scherzando, perché il nostro amico Walter è già stato querelato per confetti e difetti, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Ho rischiato molto. Ha rischiato molto con l'insultario veneto. Ah sì? L'insultario veneto. Ma non ce l'hai qua, no? No, al battutario. Avevo mandato la foto. L'insultario, perché sì. Chi avevi insultato? No, io ho fatto un vocabolario degli insulti, ma con la traduzione, con le battute, con tutte queste cose. Eccolo qua. Sì, eccoli qua. Beh, secondo me quello che ti penalizzava era la foto. No. Già là uno ti avrebbe subito preso e portato dentro, perché sembri scappato di galera. Comunque, detto questo, sto battutario, c'è sto insultario, cosa c'era? Era 200. Parolacce immonde, offese sanguinose. Effettivamente sì, insulti da primato, qua. Però è recente anche questo? No, questo ha avuto 7 edizioni. 7 edizioni? È stato la piattaforma di Feltrinelli. Però è stato per 5 settimane al 5° posto dei libri dizionari regionali. Wow! Io ho fatto anche queste cose qua. Grande! E quello è una cosa unica al mondo. Poi ho ceduto i diritti, l'hanno modificato, l'hanno fatto per Treviso. Ma comunque sono stato contento perché ho avuto un grande successo. Facciamo un applauso! Me lo faccio da solo anche a me. Ma abbiamo anche gli applausi noi qua, Leola, cosa abbiamo? Abbiamo tutto. Da qualche parte c'erano, in questo momento mancano, ma eccolo, il tifo ora. Vabbè, ascolta, quindi dici che non andrà perso, rimarrà tutto qua? No, rimarrà. Non lo so quanto. Ti faccio una domanda, senti, scusami, tu sei stato l'alunno, diciamo così, del tuo grande maestro Durante. Tu hai un qualcuno a cui lasciare questa... Non hai qualcuno che ti stai formando perché ti possa continuare a... No. Non credo perché hanno fatto dei tentativi. Prima un tentativo è stato fatto quello di copiare o fare similare il vocabolario, il calendario veneto umoristico. Sono arrivato a 29 anni, a 28 sì. Edizioni, 28 anni, però l'altro è sparito in un mese, 2, non c'entra niente. Poi mi hanno copiato i libri. Una signora mi ha detto: anche mio marito scrive in dialetto robe simpatiche, ti porto il libretto. Ostega, era tutta roba mia copiata di sana pianta. Mamma mia. E io mi stupisco perché dico il nostro avvocato potrebbe intervenire, come dire, che il problema del diritto d'autore, no? Ma no. Io ero iscritto alla SIAE solo per gli spettacoli che ho scritto, spettacoli teatrali e un musical, basta. Poi non ho mai registrato a SIAE i libri, quindi mi copiano come vogliono. Ma tu dovresti registrarteli invece, sai, dai. Non serve a niente, se uno me lo copia cosa vado all'avvocato, mi costa più l'avvocato. Sì, è vero, è vero. Hai ragione. Se fossi Alessandro Manzoni, allora sì. Ma tu sai che tu puoi comunque alla fine, per esempio, tutelare il tuo libro mandandotelo per posta e dimostrare che è proprio tuo e basta quello che c'è dentro. È sufficiente quello? No, sul serio, davvero. Tu puoi spedirti il tuo libro a te stesso, vero avvocato? In qualche maniera tu dimostri che quella è di tua appartenenza. Sì, ma cosa vuoi che faccia? C'è stato è come se ti avessi quasi certificato la proprietà del tuo libro. Stai attento perché è peccato che ti copino e poi si facciano. È uscito un giornale a Padova 10 anni fa, non mi ricordo più il titolo. E mio cognato mi dice: cosa ti scrivi questo giornale qua? Mai sentito? No. Come no? Se c'è una pagina intera dentro di roba tua.
Ma non è possibile, porti a casa. Me lo portano a casa, controllo, c'è una pagina tutta mia. Di uno da Verona che è venuto a vendere pubblicità qua a Padova, è inserito una pagina di Walter da basso. Ah, vabbè, dai. L'ho chiamato, è venuto giù, si è scusato. Io ho detto pubblicato un'altra volta un'altra pagina, però mi pagate. Certo. Ma non abbiamo soldi, allora per cortesia basta. Quindi, e non so, trovo stranissimo che non ci sia nessuno che mi segue dal punto di vista autore per le 4 monate che scrivo. Perché più vocabolario è un impegno. Ma dico, strano che nessuno arrivi a fare quello che faccio io. Sarà un dono di natura. Bisogna, non è indispensabile essere monaco per scrivere del qua, però un po' aiuta. Ecco, no, qui è una questione, no. Secondo me invece l'ironia è molto più difficile di alcune cose molto serie, cioè nel senso che, per carità, le cose serie ovviamente hanno la loro portata, eccetera, però fare ironia, far ridere la gente non è facile. No, diciamo... Penso che sia molto più difficile che farle piangere in qualche maniera. Io direi che ne parliamo dopo una canzone, cosa dici? Io direi che hai ragione. Può mettere una canzone che ci sia una un po' scosciata, ma che posso dire. Le hai appena viste. Dopo te la trovo. No, adesso ti metto uno Scherzo. scosciato. Adesso uno scosciato. Uno scosciato? Mr. Bombastic. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover. Now Mr. Lover, girl. Mr. Lover. Now Mr. Lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well you are the bun and me are the cheese, and if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Boom. I used to give me your lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin', can't be it like you should. I give you your lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin', girl, you remember the wood you like to kiss and caress, rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address, I'll bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, you
admiration, it lit me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, and not chat pure fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Lay down in my jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says Mr. Romantic, tell me fantastic. She tickle up my box, she says Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. Ecco, abbiamo sentito Shaggy con Bombastic, che ricordi meravigliosi, vero Walter? Anche a te è piaciuto questo brano, sì, mi dicevi? Sì, conosco molto. Ma anche tu hai canticchiato qualcosa, che tu hai detto che io sono una rompiscatole, dai, di la verità. Però tu scusami, mi provochi allora? No, cioè, vabbè, tu hai detto che hai iniziato a scrivere delle canzoni. Hai iniziato a scrivere delle canzoni, no, vero? Modificando i testi. Sì? Tipo? Ti stai sbagliando, Leone, non è Francesco. Andiamo sul sì. Come Francesco e Papa, però non è Francesco. Siamo stati. Povero. nostro Papa Francesco. Poi ho fatto anche una versione delle Fiera dell'Est. Quella di coso? Di Branduardi. Branduardi. Facile da suonare anche quello chitarra. Alla Fiera dell'Est per 2 soldi un topolino mio padre comprò. Io l'ho trasformata. Dai paesi dell'Est, riva e battone che nelle strade lavorerà. E arriva il cliente che tira sul presso come battone dei paesi dell'est. E arriva il cliente. No, arriva il cliente cos'è? E arriva il poliziotto. No, arriva il magnaccia che batte il cliente che tira sul presso come battone dell'est. E poi non me lo ricordo più bene. E arriva il carabiniere che batte, che altro che. E va avanti così. E alla fine che storia è questa. Ma io ne ho cominciato tante, anche a perdere l'amore. E mica a perdere l'ombrea quando ora piove. Tipo un qua. Se meglio che te ricordi che te che è appesa sul. Ma dopo da sola perché non senza occhiali. Cercavi gli occhiali. Mettili su perché adesso devi leggere il battutario. No, sarà. Che sarà. Va bene per il posto qua. Se sarà a pizzeria sta ora qua. Quindi si può modificare, si può fare, ma se senti che fa bene qua. Guardate, sentite anche le risate dei nostri amici, cioè guarda, ogni volta che viene Walter io sono contenta ma sono anche terrorizzata perché ci sono. ascolta, è il gatto? Come sta? Il gatto, Beppe Zach. Mio figlio ha messo il nome Zach perché piaceva un cantante americano che era anche in contatto. E mica ho messo il nome Beppe. Dopo ho scoperto, ma giuro che è vero, che in montagna, sulle nostre montagne c'è un sentiero che si chiama Beppe Zach. L'avvocato conferma. È una ferrata. È una ferrata. Un sentiero attrezzato, molto bello. Che è una ferrata, una volta invece quando antes si diceva della ferrovia. Passa a ferrata dove passa a Vacca Mora. A Vacca Mora è il treno a vapore nero che un indiano la prima volta che l'ha vista ha detto capo, che grande capo, hai visto i bianchi che ha inventato la macchina da scrivere, segnali di va bene. Ma come si fa a condurre con te? Si conduce. Si conduce? No, ma dai, si no, io sono tutta rossa, veramente. Allora, sai che dai, vai col battutario. Chissà che cosa sarà scritto lì. Allora, il battutario, che edizione, quante ne hai fatte? È di stampa. Quante di stampa? La prima. Dai. E la seconda esce adesso, il 17. Che le hai finite praticamente? Tu non hai più di libri, hai detto di questo? No, stanno uscendo adesso. Avevo molte di stampe. 900 battute o nel frattempo sono aumentate?
aumentate. No, questi sono 900, c'è scritto 900, però 700 sono mie, 200 sono riprese mai da autori importanti di una volta e tradotte. Senza nessuna censura poi, cioè qua andiamo... perché sulla religione è quel settore più lungo, perché l'ho diviso in vari settori. Ma mi piacerebbe leggere che io non scherzo mai né sulle battone né sui becchi, perché si rischia ad offendere molta gente. Esatto, stavo attento. Però attenti. Qua sui becchi che sono tre robe simpatiche secondo me. Allora, scusa, visto che in sovraimpressione, adesso ho visto anche il nostro battutario, ma anche il numero di telefono. Ancora invitiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando di chiamarci al 333 8786 429 333 8786 429. Vai con le battute. Vediamo. Becco 1, perché ci sono diverse battute si becchi. Come becco 1? Che se più tipi di becchi. Becco 1, congresso dei non becchi. Dimanda al pubblico: chi crede che a moglie sia fedele alzi i corni. Becco 2, Tony Fiapo, se così becco che dovrei pagare la tassa sulle insegne. Spazio. Se te pensi bene, consolazione, a pensare che ben in fondo i corni hanno anche un valore decorativo. Sì. Infatti slancia l'uomo che li porta. Sarà sempre più alto, no? Esatto, ma sono tutti gli argomenti. I camaleonti, complesso, parlo della musica. I camaleonti, non l'animale. No. Al concerto dei camaleonti non si è mai visto neanche una mosca. Morgan era un famoso canterino. Sì, mi piace molto Morgan. Aspira a diventare un genio, intanto fa pratica e aspira cocaina. Vabbè, intanto fa questo. Pupo, il noto cantante. Pupo. Sarà il conduttore del programma culturale Ben Snana in corpore nano. Primo ospite Renatino Brunetta. Tanti dicono che questo è basso, in realtà il Pupo lo premierà come il gigante più piccolo del mondo. Questo secondo me, non mi ricordo come si chiama queste robe. Rita Pavone canta. Chi canta alza la voce, chi alza la voce fa paura, Rita Pavone fa paura. Quanto brutta che è. Mamma mia. Rocco Siffredi. Qua sentiamo. Un bravo montatore e altrettanto bravo regista dei cortometraggi. un uomo che ha sempre onorato i debiti, perché ha sempre avuto un grosso affare per man, con la quale stroppa tutti i busi. Ma scusa, ti faccio una domanda, ma tu dove le pensi? Se pensa. Le pensi? Ma perché, scusa, come nasce ad esempio la cosa? Tipo vedi il personaggio e ti prendi carta e penna e scrivi... adesso ho capito. Telefonino, ok. Sofia Loren, la gran icona del cinema. Se vedi che quegli anni purtroppo ha perso F davanti. Icona che ha perso F davanti, tanto invece per i nostri stanno con l'F davanti, icona. Ho capito, vabbè, ma non si può dire, giusto? Non si può dire. Trump. Qua Trump. Questo fenomeno. Stiamo attenti. Questo fenomeno del presidente sarà dassi amari per tutti. Dassi amari, veramente sì. Basta così. Facciamo i seri adesso. Anche perché adesso l'avvocato cosa dice? Abbiamo sforato con la censura? No, siamo stati dentro. Ok. Io non sono andato sulla religione, ma neanche là non c'è niente. No, hai già cantato sui pappi, per cui hai già dato lì. Per esempio, cos'è un prebistero? Plebistero? Sì, qualcosa che ha a che fare con. Cos'è un prete? Che vede Dio solo da lontano. Adesso ho capito. Perché presbite, no? Adesso ho capito. Presbite. È un piovano. Una volta c'era il piovano in campagna. Sì, piovano. Era il prete che faceva danza della pioggia quando che non pioveva. Poi basta, escludiamo l'argomento, teniamolo lì. Ascolta, quindi per chiudere questa tematica e poi passare, dimmi.
info@walterbasso.it. Bravissimo, ricordiamo sempre. Ricordiamo, visto che tu hai ricordato questo tuo dettaglio per quanto riguarda le informazioni, invece io vorrei ritornare su DJ Channel TV attraverso Stefano, se vuole ripetere ai nostri amici che ci stanno vedendo e ascoltando come arrivare appunto a vederci, sentirci e poi ad avere tutte le applicazioni e tutto il resto, perché lui è molto edotto su questo, quindi lascio la parola. Nelle smart TV nel Play Store si scarica DJ Channel TV, una volta attivata play e si vede come una qualsiasi altra app. Per Amazon uguale, si scarica l'app, quindi la Fire Stick e guardate DJ Channel TV. Poi abbiamo il TuneIn per chi ci vuole solo ascoltare in auto, quindi da lì cercano DJ Channel TV, lo mettono nei preferiti e ci ascoltano direttamente. Per i telefonini stessa cosa, Play Store, scaricate l'app e nel caso in cui non andasse bene perché il telefonino è incompatibile o quant'altro, c'è il sito web djchanneltv.it, andate nella sezione TV e da lì ci guardate in diretta. E poi metteranno la registrazione di questa puntata. Ok, poi anche sarà visto sul canale YouTube. Certo. Però anche dentro il sito di www.djchannel.it sarà lì tutte le puntate. Come ad esempio pubblicizziamo un attimo anche Vinilica, so che avete suonato quando? Ieri sera? Mercoledì, scusate. L'11. Adesso quando vi ritroverete, per i nostri amici che magari sono in attesa di un appuntamento, il 24 di febbraio. Sì. Ok, da partire dalle ore 21 fino alle 23:30. Vedi? Va bene, un bel gruppo di... Guarda, è veramente bella come trasmissione per chi ama appunto il mondo del vinile e del... perché c'è la musica ricercata, c'è la qualità, c'è poi il nostro critico d'arte che critica appunto il discorso delle copertine e di quant'altro, quindi diamo molta cultura oltre che molta musica. Vuoi ricordare anche i nomi degli altri tuoi amici, certo, che con te? Il nostro DJ G che è qui presente con DJ noi, G, l'avvocato Luca Romeo, il sottoscritto, poi c'è il Conte Mass, la Mariangela Bognolo che è il nostro critico d'arte, e Roberto Lorè. Poi abbiamo Luca Sabatelli e Fefe DJ. Quindi li salutiamo tutti, un bel gruppo di persone. Certo. Tra un po' si unirà verrà anche Walter Basso e si metterà anche lui a fare. E naturalmente chi vuole essere ospite basta che ci chiami. Uno può partecipare alla nostra trasmissione. Sì, sta qui con noi in compagnia e se è il caso. Magari porta qualche vinile se ha a casa, la voglia di poterlo farlo suonare, non sarebbe mica male, no? Non sarebbe male, sì, però. Uno mi dice sì, l'altro mi dice no. Mediamente no. Forse. No, lui, ma lo porta, è uno che sa suonarlo, lo fa suonare. Sì. Ma siccome curiamo noi tutta la parte musicale. Vabbè, ma vuoi dire, vi mettete d'accordo prima? Si può fare, però no, cerchiamo con calma. Un attimino, sì. Diciamo che questa apertura è aperta, diciamo, solo all'ascolto, sì. magari partecipa. Facciamo anche partecipare, diciamo, commentando. Esatto. Ok, molto bene. Poi mi dici quando arriverà il prossimo brano, tra quanto. Mentre ritorniamo. Posso dire una cosa a lui, sì. Certo. No, perché se avete bisogno di un critico musicale posso mandare, fate venire un mio amico. A parte il critico musicale migliore, una volta faceva la critica, era Sgarbi, adesso poverino non sta bene, però una volta, molti anni fa, ha avuto un ricovero d'urgenza perché ha avuto un attacco di calma. L'hanno ricoverato, dopo 2 giorni l'hanno mandato a casa. Ha avuto la calmite. Signore, quante me ne dici. Ascolta un attimo, chiudiamo il discorso sulla. Chiudiamo che poi andiamo con la musica. Sì, andiamo con la musica. Ti faccio un'ultima domanda veloce. Parlare veneto, cioè parlare la lingua veneta, è un fatto culturale o anche identitario? Cioè siamo un'identità? O è solo no. Cosa c'è? Cos'è? È un'identità sicuramente, perché mi pare che sia stato Sabino Acquaviva che ha detto, sociologo, che ha detto un popolo che perde la propria lingua perde la propria identità. Benissimo. Mi fido di questo. Poi questo che ho fatto io, l'ultimo dizionario, serve a dimostrare proprio questo. Una lingua come la veneta, ma come può essere la napoletana o altre, certo, ha una importanza incredibile, perché non è così banale come si pensa. Non è la
lingua dei contadini No. o dei boari, come si diceva una volta. Sì. Uno che se lo legge, soprattutto questo che è vecchio, che non ha un dizionario, si rende conto del valore della lingua, di come parlavano i propri genitori ed proprio buttarlo via o vergognarsi della propria famiglia. Sì, delle proprie origini, delle proprie tradizioni. Certo. Quindi è identitario e cultura. Benissimo. Andiamo con un pezzo musicale. Call on me, quindi chiamateci al 333 87 86 429 per la nostra diretta su DJ Channel TV e sempre in compagnia della nostra trasmissione La Voce di Nord-Est con Walter Basso. Abbiamo parlato finora di tante cose, di strisce, abbiamo parlato di tutto quello che riguarda la lingua veneta e adesso invece passiamo a una parte un po' più seria, diversa. Un po' più diversa, seria, perché ovviamente abbiamo un personaggio che è multisfaccettato, possiamo dire, insomma, come bipolare, tripolare, anche quadripolare, nel senso che effettivamente hai molte risorse. E lui viene qui anche perché io lo invito anche e soprattutto per parlare di quelli che sono stati qui 4 famosi libri che hai scritto, volumi molto importanti che sono stati anche molto riconosciuti anche a livello nazionale e internazionale, dedicati ai minatori in Belgio, appunto, soprattutto nel periodo della fine della seconda guerra mondiale, quando tra l'Italia e il Belgio appunto si siglò il famoso manifesto rosa che invitava appunto gli italiani, già in condizioni ovviamente difficili dopo la guerra, appunto ad andare a lavorare appunto in Belgio nelle miniere e ecco qua, questo è uno dei titoli, questo è il primo, I 2 volte a morte nera, poi La carne da miniera, che tra l'altro fino all'ultimo respiro, la silicosi. Esatto, gli angeli. Se torniamo un attimo indietro, pian pianino un attimo, Stefano, allora, I 2 volte a morte nera, questo è dedicato a mio padre, a tuo padre, morto di silicosi, la faccia a sinistra, sì, e la faccia a destra è mio zio, morto sepolto vivo 7 mesi dopo Marcinelle. 2 volte la morte nera perché ho preso in prestito morte nera dalla peste per la morte di Carbone. Poi tra l'altro l'immagine sembra quasi onestamente una pietà di Michelangelo, cioè sì. Questa, vero? L'ho pensata io. Molto bella questa pietà nei confronti. Il minatore morto è rappresentato dal Cristo, come dire. Molto bella questa immagine che hai. Questo ho fatto 5 edizioni di questo libro. Ma cos'è Carne da miniere invece che hanno riconosciuto come il libro più al quinto posto tra i 10 libri più importanti che parlano di stragi di italiani nel mondo, al quinto posto. E infatti passiamo di storie e stragi degli italiani invisibili nelle miniere appunto dal 46 al 73, perché nel 73 vennero chiuse. Perché per lo Stato l'emigrazione finì nel 62. Sì, però poi in realtà ne sono morti altri 29 che io ho trovato spulciando giorno per giorno i giornali negli archivi naturalmente storici, giorno per giorno dal 46 al 63 per trovare i morti, perché non danno né in Belgio né in Italia né un elenco a parte i morti di Marcinelle che si sanno, non si sa niente. Io ho trovato 610 morti che nessuno ha riconosciuto. Ok, poi abbiamo oltre c'è Carne da miniera, poi c'è un eccolo qua. Fino all'ultimo respiro. Allora, parliamo della silicosi. La silicosi è una malattia che ha colpito tuo papà. Sì, mio papà è morto. Tuo papà di silicosi, però in che anno è morto tuo papà? Sì, è morto nel 77. Nel 77, malattia che è praticamente come una specie pian pianino o può trasformarsi anche in tubercolosi. Certo. Sembrava che anche lui è stato ricoverato ma non ce l'aveva, oppure anche in cancro in varie parti del corpo, oppure in altre malattie che riguardano sempre l'apparato respiratorio, ma anche il resto. E quindi questo è stato ristampato anche questo un paio di volte, 3 volte, è stato presentato, tutti sono stati presentati anche in Belgio. E l'ultimo che abbiamo avuto l'onore insieme, esatto, di andare al Senato della Repubblica Italiana, di essere stati accolti, e sei stato accolto in maniera
molto... Siamo stati accolti. Sì, io facevo anche tra l'altro da regista. Ecco, e quelli in copertina sono io e la mamma davanti alla casa in Belgio nel 53. Allora, questo è dedicato alle donne. A tutte le donne. Tu hai avuto la volontà e il piacere, anche se voglio dire, è stata una scoperta. È una scoperta per te, sì, perché? Perché ho scoperto cose che non sapevo, assolutamente. Per esempio non sapevo che le donne non potevano nemmeno partecipare come pubblico alle Olimpiadi fino al 1926. Poi non sapevo che Mussolini aveva fatto fare un suo scribacchino, diciamo, un libretto per le famiglie dove era certificato che le donne sono meno intelligenti degli uomini. Sì, perché tu va spiegato questo libro è strutturato in 3 parti, giusto? C'è una prima parte infatti dedicata alla discriminazione di genere di cui voi donne avete sempre subito e subite purtroppo ancora. Infatti, scusa se apro la parentesi, Walter è stato ospite con questo libro alla Maratona di Voci. Sì, appunto ideata e curata da Mestre Mia, che saluto anche il presidente Andrea Sperandio, che io ho condotto per quasi 10 ore consecutivamente. È stata... I DJ fanno di peggio addirittura come orari. Ok, quindi ho fatto è dura. Però tu sei venuto lì e hai presentato di fronte poi alle scolaresche, perché è importante, erano veramente a bocca aperta per capire la condizione della donna, non solo all'epoca in Belgio, ma come dicevi tu anche adesso con tutto quello che purtroppo la cronaca ci mette davanti, giusto? Poi dicono che il patriarcato non c'entra. È vero che il patriarcato non c'è più, però sono rimaste le idee, ragazzi, per alcune persone. Non si può dire non esiste, però l'ho scritto e l'ho spiegato bene. Esistono le idee radicate in certi uomini. Definire uomini poi chi ammazza, che poi non è neanche una questione poi di età. Non è questione di generazione, no. Perché ci sono uomini che magari hanno un'età più matura e ragionano in una certa maniera, ma ci sono giovani che magari ci sono anche generi musicali, tra l'altro in questo periodo, che adesso io parlo qui con persone che si occupano di musica, che hanno veramente dei testi che sono veramente di violenza proprio di genere. Strisci ha fatto un servizio dove Luca Abete è andato in una scuola elementare, non una scuola, un patronato, non lo so, in una sala con i bambini. Un rapper di quei rapper di quelli di adesso, dove cantavano contro la polizia, contro le donne, e gli ha detto gli ha detto prima il cantante che ha cercato, ma non avendo vari argomenti, poi sono venuti i genitori che l'hanno insultato. Se i genitori insultano chi gli dice non devi far ascoltare tuo figlio sta qua, quello che andiamo. Non si può andare avanti con questa gente qua. No. E adesso c'è troppo razzismo anche su questo. Ha ucciso la mamma che ha detto di 2 fratelli bianchi, che ha detto, la mamma di 2 fratelli ha detto neanche che avesse coppa regina Elisabetta. Va in galera anche la madre. Oppure va in clinica psichiatrica e si gli fa un bel TSO e anche un lavaggio del cervello e poi se li manda a casa. Basta, chiudiamo l'argomento. Comunque è stata una bellissima giornata e il tuo intervento è stato molto importante, e soprattutto ricordiamo che questo libro è diventato un libro considerato un documento, vero e proprio documento storico, di analisi storica di un periodo storico, però c'è un preambolo iniziale dove tu parli della condizione della donna anche attualmente, e tutta l'evoluzione storica, filo per la donna italiana che va in Belgio, e poi sono tutte le interviste in Belgio, 320 pagine. Fermiamoci un attimo sulla parte in mezzo, cioè quella delle donne in Belgio, di come ci sono arrivate, in che condizioni sono arrivate, poverine, perché effettivamente già arrivavano da una guerra che le avevano già martoriate da sole, senza mariti, senza figli, magari figli, famiglie, familiari, fratelli, di cui non si sapeva niente, oppure si sapeva ma magari condizioni veramente complesse, e stavano a casa e hanno mantenuto in piedi comunque la famiglia, e poi è arrivato il momento di partire ed andare per alcune in Belgio.
Per molte, Sono andati circa. Quante donne sono andate? Quante famiglie sono andate? Famiglie, comunque si parla che ce n'erano 70.000 uomini solo inviati dal governo, altri 70.000 per conto proprio. Però. E loro hanno aperto le porte alle famiglie per loro che interessa, perché hanno detto se vengono si portano qua le famiglie sentono meno la nostalgia dell'Italia, certo. E in più i soldi li spendono qua invece di mandarli a casa. Beh, facevano economia ovviamente. Ma loro invece li mandavano a casa lo certo. stesso, perché servivano a casa per mettere a posto la famiglia oppure per comprarsi una casa come ha fatto mio padre, costruirsi. Ecco, le donne, bisogna immaginare donne anche di 17-18 anni, ragazzine che non erano mai uscite dal paese, perché gli uomini avevano fatto la guerra, qualcosa avevano visto, certo. Che partono, non sanno neanche cosa sia il Belgio, non conoscono bene neanche la lingua italiana, partono, vanno a Milano e già stanno 3 giorni sotto a Milano con i figli piccoli, perché molti avevano i bambini, in condizioni spaventose. Dopo 3 giorni partono in un treno merci. Partono sugli stessi treni che avevano poi condotto ai famosi treni. Indicativamente. Beh, ma il fatto che partissero da sotto, il significato è quello, anche perché erano quelli che andavano verso i campi di concentramento. Esatto. E li portavano là, le scaricavano, e queste povere disgraziate che sognavano di trovare una casetta, chissà che invece trovavano una baracca che era quella degli ex campi di concentramento, di prigionia, degli hangar anche, o hangar in lamiera, dove tenevano le armi e dovevano sopravvivere là. Quindi la delusione, prima. Secondo, il fatto di abbandonare la famiglia per le loro amiche, fratelli, sorelle, madri, quello che era, e sentirsi da sole perché erano sempre chiusi in casa. Diventare improvvisamente sordomute, perché la lingua neanche sapevano l'italiano, dovevano il giorno dopo andare a fare la spesa e dovevano indicare col dito perché non capivano una parola, in mezzo ai lazzi, i frizzi di qualcuno che li perdeva anche in giro. Poi dovevano seguire i bambini a scuola e non sapevano la lingua, non sapevano niente. E poi la società diversa, là le donne erano molto più libere, quindi molti uomini perdevano il senso della fedeltà, perché le donne erano molto più libere da tutti i punti di vista religioso, potevano fumare in strada, cosa che in Italia in 46 sì, loro erano più evolute. E poi i mariti, che alcuni si ubriacavano, i mariti che erano sottoterra, e quindi il terrore della morte ogni volta che suonava una sirena di una fabbrica vuol dire che era morta una persona o che c'erano feriti gravi. Dovevano correre i cancelli che restavano chiusi e aspettare, sapere cosa è successo. I mariti arrivavano a casa che erano sporchi e stanchi e loro dovevano fare tutto per la famiglia. Questa è la situazione della donna che arrivava in Belgio. E io mi sono fatto raccontare da tutte le donne. Quante testimonianze sei riuscito a raccogliere in questo volume? Non mi ricordo neanche, ma saranno sicuramente una ventina. Una ventina di donne. Ho intervistato anche il grande cantautore, Rocco Granata, che è quello che ha scritto la canzone Marina, di cui ha venduto 100 milioni di copie. Marina. Esatto, che aveva, pensa che sua mamma, presto sposare. Pensa che sua mamma, questo era nel Fiandre dove parlano il fiammingo, pensa che la mamma, che è andata là che aveva almeno di 30 anni, è stata là, è morta pochi anni fa, non ha mai imparato la lingua. Sì, volutamente, però questa cosa mi sembrava di aver capito. Non interessava. Donne, sì, tante si rifiutavano, sì. Ma tu sai che, scusa, esco con questa parentesi perché ho avuto mio figlio. E poi abbiamo un brano. Allora, mandiamo prima il brano. No, finisci il discorso. No, velocemente. Mio figlio ha fatto uno scambio culturale perché, sai, essendo studente, con un ragazzo belga. Sì. Che ha vissuto a casa mia una settimana, poi mio figlio di là, dall'altra parte. E sai che cantavamo Marina? Lui cantava Marina, siccome si parlava in inglese eccetera, poi a un certo punto un giorno, non so, è venuto fuori questo discorso del Belgio, delle miniere eccetera, e lui ha ricordato che nella sua famiglia si cantava questa canzone, ma la sapeva tutta. Sì, ma guarda che comunque un ragazzino di 17 anni. Ma guarda che John Kennedy la cantava anche lui, perché lui è andato in America un anno dopo, è andato sul teatro americano, ha presentato. Ti devo interrompere perché qui mi è tassativo. Andiamo con i New Trolls, una miniera. Quindi ti facciamo. Le case, le pietre ed il
mai, laggiù era buio, nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava, le mani, la fronte hanno il sudore di chi muore, negli occhi, nel cuore c'è un vuoto grande più del mare, ritorna alla mente il viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. Un'alba più nera mentre il paese si risveglia, un sordo fragore ferma il respiro di chi è fuori, paura, terrore sul viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. E direi di ringraziare i nostri amici qui che ci stanno facendo compagnia, il nostro regista, e che hanno scelto questo brano dei New Trolls, una miniera che si collega benissimo con il tema, che devo dire che sono stati molto attenti, hanno ascoltato. Tu conosci questo brano? Lo conosco da una vita, anche perché sono un fan accanito dei New Trolls, soprattutto la voce di Nico Di Palo, che è una voce che è unica nel panorama, direi quasi, non solo perché una volta Paul McCartney ha detto che c'è la voce di questo, di Nico Di Palo, e di un altro italiano che non mi ricordo, che sono le voci più belle che esistano sul rock. Bene. Questo non è neanche proprio rock. No, però questa è una canzone che ricorda forse un episodio, un incidente. Perché mentre tutti si parla, come è normalissimo e come è giusto, tutti si parla di Marcinelle, giustissimo, per carità, 136 morti italiani su 262 contro i 95 belgi, si sono accorti poi che siamo noi. Infatti una scrittrice che incontrerò il 23 quando andrò in Belgio, che sarà presente con me, molto famosa. Tu andrai in Belgio in giugno, giusto? 23 per incontrare. No, sono stato invitato. Sei stato invitato appunto per la commemorazione dell'80° anno della firma del protocollo italo-belga. Famoso manifesto rosa. Sì, mio padre era partito anche un po' prima, sapeva già forse. Okay. Vabbè.
E tutti parlano di Marcinelle, ma nessuno parla di tutti gli altri morti. Guardate che in Belgio, a parte Marcinelle, ci sono altri 8-9 Marcinelle per arrivare a 1200-1300 morti nelle miniere. Quanti erano i morti di Marcinelle? Erano 262 sì. di 12 nazioni diverse, sì. Di cui il maggiore siamo stati noi, primo sì. Posto, 136, e il Belgio 95, poi non mi ricordo sugli altri stati. Quindi, che poi di quei 136 erano concentrati quasi tutti in una parte specifica dell'Italia, in Abruzzo, erano degli abruzzesi, vero? Tutti... Io sono stato premiato in Abruzzo, esatto. Proprio da un figlio di un minatore morto là, perché ha fatto un'associazione che è la più importante anche all'estero, e 2 paesetti, Manopello e Letto Manopello, sì. Mi hanno detto, perché ho parlato con diversi familiari, mi hanno detto: noi abbiamo avuto più morti a Marcinelle che nella seconda guerra mondiale. Beh sì, questo 29 è vero. In un paese, una decina su un altro paese, poi ci sono stati molti altri. 60 morti solo di abruzzesi. Noi veneti solo 5, però io ne ho trovato altri 72 che nessuno ricorda e non vogliono, cioè no, ho provato anche con politici, qualche politico, nessuno che mi aiuta ad andare in regione e dire: fate una targa anche per questi, per cortesia, e scrivete sotto e tutti gli altri ignoti che non sono riuscito a trovare. Perché deve essere... Allora, perché mio zio, che è morto 7 mesi dopo Marcinelle a 1023 metri sottoterra, come quasi Marcinelle molti, non ha diritto a essere... Perché i 136 di Marcinelle hanno dato una medaglia al valore giustamente del lavoro, e tutti gli altri no? No, tu fai un discorso molto importante, perché certe categorie non vengono riconosciute. Esatto. Sì. Su questo si possono aprire parecchi discorsi. Uno, ad esempio, è quello degli internati militari italiani, anche per dire, no? Certo. Perché ad esempio adesso hanno istituito nel 2025 i politici, quindi proprio il Consiglio ha stabilito appunto che il 20 di settembre sia la giornata dedicata agli IMI, i famosi internati militari. Certo. Ma fino a quel momento lì in poi queste persone non avevano mai avuto un riconoscimento. Certo. Nessuno, eppure erano persone che, perché allora c'è il 25 aprile dove ovviamente giustamente si ricordano i patrioti che hanno fatto la resistenza, 27 gennaio la giornata della memoria per giustamente tutto quello che è stato l'Olocausto, poi il 10 di febbraio la giornata del ricordo sull'esodo giordano-dalmata, piuttosto che la questione delle foibe. Ma ci sono stati questi internati militari italiani che hanno fatto resistenza anche loro, perché una volta che c'è stato il famoso armistizio dell'8 settembre del 43 si rifiutarono di entrare a combattere per il Terzo Reich e non si affiliarono appunto alla Repubblica Sociale di Salò e decisero di non aderire. Quindi cosa fecero? Vennero deportati nei campi a lavorare. Parlo in questo modo perché uno di quegli IMI era anche mio nonno, che è stato a Mauthausen per tanti anni. Allora, detto questo, è mai ricordato. Ovviamente è ritornato a casa dopo anni, perché i russi dopo la fine della guerra li hanno trattenuti per un lungo periodo. Sono ritornati a casa senza nessun riconoscimento. Niente, tranne la croce di guerra, per carità, perché mio nonno era stato anche un soldato per tanto tempo, eccetera eccetera. Però effettivamente sono contenta, e da poco, e invito chi è interessato e che ha avuto un IMI in famiglia, un internato militare, di andare a visitare una bellissima mostra che si dà il titolo Ritorno presso Palazzo Moroni del comune di Padova. Non lo sapevo. Sì, perché effettivamente si è aperta finalmente una breccia, si è tirato un po' fuori la polvere da sotto il tappeto e ricordato anche questi che hanno fatto resistenza, anche questi è fare resistenza. Lo so, ma ci mancherebbe. Come non sono ricordati i fatti del Belgio, perché certe cose, certi accordi sono stati vergognosi. Non tanto per il Belgio, perché c'è anche gente che è rimasta là,
che dicono in ogni caso noi ringraziamo il Belgio. Sì. Non è che tutti hanno subito grande razzismo, molti hanno vicino alle miniere c'era razzismo, perché i belgi dicevano, come diciamo adesso noi, vengono a rubarci il pane, loro dicevano rubarci il pane, in realtà stavamo chiamati dal loro governo, certo, e concordato con tanti documenti e tutto. Però io il manifesto parla chiaramente con tariffari, non c'era solo quello è stato il più famoso, ce n'erano molti, addirittura mandavano italiani che erano là, che erano d'accordo, in giro per le trattorie e roba del genere a raccontare quanto bene si stava in Belgio, quanto si guadagnava. Le dicevano erano degli specchietti, delle allodole per portare questa gente a questa realtà. Ma allora, quindi bisognerebbe la storia ma perché io ti interrompo per dire, ma perché io devo essere premiato in Abruzzo, devo essere premiato a Verona, devo essere premiato in Belgio, adesso non mi ricordo, devo essere a Belluno con un altro libricino, ho vinto un secondo premio su 300 ma tu sei stato anche da altre parti? Ma io sono stato un po' dappertutto, ma perché la mia regione, ma non voglio un premio, io non voglio un premio, non mi interessano niente i premi, non li cito mai neanche i premi, io vorrei che si pensasse, si ricordassero solo anche queste persone. Tu intendi in Veneto? Io direi in Veneto. Prima di tutto. Poi sono stato anche a Bologna nel giorno di Marcinella, sono stato in giro un po' dappertutto. Però perché la mia regione non dice Walter, dacci i nomi di questi altri 72 o 75 che ho trovato? Perché i morti di Marcinella sono 5 in Veneto e a parte che vengono ricordati, non do la colpa a nessuno per carità, però vengono ricordati con la solita frase un po' diciamo così si ricorda perché tutti devono ricordare quel giorno. Ma lo sapete che in Veneto abbiamo avuto 5 morti a Marcinella, ma lo sapete che nel 53 veneti ne sono morti 8 in un colpo solo? Perché questi 8 non sono uguali a quelli di Marcinella, identici, anzi io non posso dire come sono morto, ho immaginato come sono morti quelli di Marcinella, sono morti per il fumo, sono morti per il fuoco, sono morti per l'acqua, quelli hanno anche allagati. Certo, e l'ultimo dicono che l'hanno tirato fuori a novembre dell'anno dopo. Hanno detto, perché non è neanche sicuro, in Belgio si dice, sono leggende metropolitane, non lo so, si dice Walter, quando sono andato io accompagnato da uno che si è salvato, mi ha accompagnato dentro e ha detto parla piano, me lo registravo, perché qui stai camminando sopra un cimitero, perché se non li tirano su prima o dopo devono pagare ogni giorno finché non si sa, finché viene dedicata alla morte, come fossero a lavorare, perché la legge diceva dai. Quindi io dico, perché queste dimenticanze? Non è un problema di adesso, no, è vero che non è un problema, ci sono di più seri, però questo è conservare la memoria. Perché quando muore l'ultimo, che ne mancano pochissimi, uno in Belgio che ho sentito ieri, che è sopravvissuto perché è rientrato dal matrimonio il giorno dopo, si chiama Ciacci, che forse è anche parente di Tazzoni, che adesso sta male, ma dico, ma perché non si possono, perché dovete ricordare solo questi e non ricordare tutti gli altri, le stragi che ci sono state, gente che addirittura è stata, gente che si è schiacciata la testa, che hanno dovuto chiudere le bare ancora prima, appena arrivava sopra, perché i familiari non lo vedessero. Certo. Gente ridotta a pezzi, perché è un problema di memoria, conserviamo la memoria. Quando sono morti gli ultimi restano solo pochi libri miei e qualcun altro che ha fatto qualche libro, così, basta. Ecco, sono arrabbiato un po'. Vabbè, no, non siamo arrabbiati. No, mi sono arrabbiato io un po'. Io ho fatto anch'io il mio discorso, perché effettivamente è giusto ricordare la memoria, non deve essere settoriale, deve essere a 360 gradi, perché tutti hanno dato. Ok, e chi ha dato è giusto che riceva anche. Io li chiamo invisibili italiani. Sono invisibili, infatti i IMI erano considerati degli invisibili. Musica? Sì. Cosa dici, capo? Un secondo solo, che siamo pronti. Wow, siamo pronti. Vai.
she woke up late in the morning light, and the day had just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for work, it's a day for catching time. She was lying on the beach and having fun. She's going to get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. Right, she's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you won't talk forever. It is a night for passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. Tomorrow, boy, all that she wants is another baby, baby, yeah. Ace of Base, All That She Want. Mamma mia, che ricordi, ragazzi? Cosa dite? Ecco, Stefano, cosa dici? Io mi ricordo niente. Microfonato. Sì, no, sono belli. Belli, no? Una bella musica, l'ho messo apposta, no? Beh, per fare un certo, regalo a me, veramente me la godevo molto da... No, non li conosco. No, perché... No, sono vecchio, sono affezionato purtroppo, non riesco a ascoltare... E mi piaceva tanto, mi piaceva Morgan, che adesso è decaduto. Morgan, a me piace molto Morgan, la canzone Altrove mi piace molto di Morgan. Sai che mia figlia ha partecipato il 31 di dicembre, è stata invitata da Andy, il cantante di quello di Blue Vertigo. Sì, di Blue a Vertigo. Casa sua per la festa c'era anche Morgan. Morgan a me piace molto, devo dire la verità. Poi che sia un personaggio un po' discutibile. È un artista. Lui è un artista, sì, ma poi tra l'altro ha anche una cultura. Un artista però bisogna dire che Morgan ha una cultura musicale. Almeno io l'ho visto soprattutto quando faceva parte della giuria di X Factor, per dire, rispetto agli altri giudici non ce n'era per nessuno, aveva una competenza musicale incredibile, cioè veramente, oltre che essere un bravo musicista, autore e cantante, insomma, a me piace la canzone Altrove, veramente. No. Non l'hai mai sentita? Magari me la mettono alla fine, ma non penso che... Mi piace quando suona il piano e canta dentro. Suona. Certo che sì. Vabbè. Allora, Walter, noi siamo quasi addirittura d'arrivo, ragazzi. Okay. Cosa dite? Mancano 6 minuti. 6 minuti per chiudere. Cosa diciamo? Abbiamo parlato, allora... Grazie e buongiorno. Arrivederci. No, allora diciamo che hai presentazioni in giro da fare dei tuoi libri, hai degli impegni. Sto aspettando con le conferme. Sarò in marzo, non mi ricordo la data precisa. A Conselve mi dici? A Conselve, dove ti ho anche invitato per le tue possibilità. Certo, sai poi che... sarò in Belgio e farò anche delle presentazioni e poi non lo so. Sto attendendo 2 o 3 importanti, però al momento sto lavorando. Ma tu queste presentazioni riguardano il dizionario oppure torniamo sempre alla questione di Marcinelle, di prima? Perché è anche il 70° di Marcinelle, quindi per il 70° di Marcinelle sarò invitato a Pesaro, credo. Il 70°, sì, perché era il 1956. Sì. E
Poi non lo so ancora, ho diverse altre cose in sospeso in varie zone di montagna qui, perché Pedavena dove ci sono. Perché ascolta, questi tu parlavi dei Veneti, no? Prima, da dove provenivano maggiormente come provincia? Il Bellunese? Bellunese, soprattutto Bellunese, vero? Treviso, Belluno. Treviso, Vicenza. Però la maggior parte era sulle montagne, sì. 20 sono bellunesi, per adesso non mi ricordo. Comunque Padova non tanti, no. Mio zio altri 4-5, Venezia mi sembra neanche 1-2, Rovigo 0. Rovigo probabilmente non c'è stata immigrazione, molto probabilmente, oppure sono stati fortunati, come i napoletani, che ne è morto solo uno, mi sembra, di Napoli. Perché molti sono tornati indietro, cioè quando vedevano il tipo di lavoro, non solo napoletani, tornavano indietro tutta Italia, dicevano. Un trevisano ha detto la battuta, si è dimesso, è andato giù un giorno, ha preso paura, se l'ha fatta anche addosso, è tornato su, è andato in ufficio, mi licenzio, posso licenziarmi? Come no? Mica possiamo tenerti qui per forza, però paghi le conseguenze. Quali conseguenze? Sì. Che sarebbero, tu hai firmato a Milano un contratto per un anno, quindi tu vai in galera perché hai rotto il contratto. Li mettevano in galera, quando avevano fatto su 700-800 persone, quando arrivava il treno carico, li caricavano, e una volta qualcuno è andato, anche il console generale, no, ambasciatore, e gli ha detto: voi siete la vergogna dell'Italia perché siete dei traditori. Sì, venivano visti in questa maniera. Ecco qua. E il trevisano ha detto: io in miniera che torno ancora quando guardi sotto che per le finestre. A 1.000 metri sotto terra. Sì, perché fatto che è spiritoso. Erano veramente fino a 1370, 1300 con questi ascensori che andavano giù a una velocità 35 km all'ora dentro un budello che non vedevano quasi niente. Il primo giorno svenivano, sì. Se la facevano addosso, si pisciavano addosso. Che vita. Tornavano su, tornavano. Quanto c'è nella storia? Sì, purtroppo abbiamo 3 minuti. Allora, io voglio ricordare gli ospiti della prossima settimana, che saranno appunto, sono molto contenta di questo, anche perché sono amici qui del gruppo di DJ Channel TV, e parlo appunto di Jacopo Dotti, insieme accompagnato da Salvatore Mileti, e poi da Emiliana Toniolo. Loro sono appunto, li conoscete, no ragazzi? Avete anche ospitati a Vinilica, se non sbaglio, ecco, un'occasione. E vabbè, loro hanno soprattutto Jacopo Dotti ha una casa di produzione, la Revolux, e con questa sua conoscenza del mondo del cinema da quest'anno è riuscito appunto ad ottenere la gestione della prima edizione del Cittadella International Film Festival, che è veramente io farò parte, io ammetto che farò parte della giuria, sono molto contenta di questa cosa, e sì. Anche io voglio venire. Allora, vieni come ospite, lo dico. No, io ho fatto anche ho fatto un video, ho fatto il Filò Stalla. Lì si parla sia di film di cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi, quindi adesso io mi dovrò vedere un po' di materiale. Comunque parliamo dell'8, 9 e 10 maggio 2026, quindi sono 3 giornate dedicate con tantissime attività eccetera al mondo del cinema, e il Cittadella diventerà, e questo è veramente importante, con il premio Torre di Malta, appunto il Cittadella Cittadella International Film Festival. Quindi la settimana prossima avremo Jacopo Dotti, Salvatore Mileti, e insieme ad Emiliana prego. Non ci sono la settimana e poi ci sarà anche Walter Basso, certo. Benissimo, vieni, guarda, volentieri, cioè sei già ho staccato la cuffia. No, hai staccato il jack? Può essere. No, sto scherzando. No, ma noi volentieri. No, io sabato torno. Ma io scherzo. No, verrai magari a quelle 3 serate lì. Ma sto scherzando, basta. Ma guarda che magari avere Walter Basso tutte le settimane qua che ci porta allegria, vero? Vabbè, dai. Allora, tanto tornerai più avanti quando scriverai il prossimo. Dipende dai bonifici hai qualcosa. Certo. Ascolta, hai qualcosa in saccoccia niente, basta. Sei tranquillo adesso? Per adesso sono fermo. Bene, allora su sto fermo noi ci salutiamo, perché mi hanno fatto il segno che devo chiudere. Ringrazio DJ Channel TV per averci ospitato. Io
parte del gruppo di Nord-Est vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, di essere stati attenti, di essere stati con noi e ovviamente come aveva spiegato prima Stefano Bognolo, avete tutte le possibilità anche per rivederci se non avete ascoltato, sentito e visto la diretta. Io vi saluto tutti, vi do un grande abbraccio. Grazie, e concludiamo con un altro brano musicale e ci vediamo appunto la settimana prossima. Un bacio a tutti e buon San Valentino a chi è innamorato e chi è felice. Ciao. Dancing with an angel.